Siamo qua novamente, non lo so se sarà un degli ultimi culti online, ma forse continueremo. Ma forse anche continueremo a adorare Dio com a presença e um luogo, uma sala e uma estrutura lá perto. E quanta nostalgia de quel tempo que nós tutti andavamo insieme alla casa di Dio a adorare il nostro Dio. Ma siamo qua, sono ancora in Brasile, un freddo qua, ma Dio fa parte di tutta la nostra storia. E vogliamo oggi camminare no senso do quanto preziosi noi siamo. E aprite le vostre Bibbie, Ebrei capítulo 2, versetto numero 16. Ebrei 2, 16. Vi lascio questa sfida di questa giornata, questa domenica, di leggere almeno 2 o 3 primi capitoli di Ebrei per vedere la grandezza dell'amore di Dio per noi, che noi siamo molto più superiori anche agli angeli. Ebrei 2, 16. Infatti, ele, qua sta parlando di Gesù, ele non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Quando leggiamo questo brano e cominciamo a leggere la storia di questi 2 o 3 capitoli qua di Ebrei, vediamo o quanto è prezioso questo amore di Dio che ha inviato Cristo Gesù per morire per noi che siamo uomini. Neanche gli angeli hanno avuto questo privilegio. Gesù non si è diventato un angelo, si è diventato uomo. Si è diventato simile a noi. Come noi. È morto per noi, non per gli angeli. E ti ha dato um compito stupendo di predicare questo messaggio che gli angeli desideravano. Ma siamo noi uomini. Perciò questa mattina, quando noi staremo predicando, vivendo questo messaggio, possiamo ricordare o quanto noi siamo unici. Tu sei una persona speciale. Dio ti ha creato all'immagine e alla somiglianza di Dio, all'immagine di Dio. Tu sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Prezioso. Perciò o quanto noi siamo importanti agli occhi di Dio e quanto dobbiamo essere importanti anche ai nostri occhi. O quanto noi dobbiamo vedere i nostri che sono vicino a noi, anche quelle persone che troviamo per strada, in supermercato. Quella persona è preziosa agli occhi di Dio. Perciò vogliamo camminare in questa mattina, iniziare questo culto, riconoscendo quanto noi siamo importanti agli occhi di Dio e vivendo questa esperienza in modo molto speciale. Preghiamo. Nostro Padre, grazie perché Tu ci offri questa opportunità di ascoltare, di predicare, di vivere, di camminare, di conoscere delle esperienze più profonde con Te. Questo culto è la nostra offerta a Te. Adoriamo, viviamo. Vogliamo conoscerti ancora di più. Benedici. Ovunque siamo, Padre, possiamo stare più vicino a Te e le Tue benedizioni, oh Padre. Grazie per i Tuoi miracoli, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Cantiamo, adoriamo. Possiamo ascoltare adesso qualche canzone e tu che conosci, canta, adora. Tu mi dirai, pastore, sono da solo con una persona qua non importa. Dio vuole sentire il tuo cuore. Una bella e profonda adorazione. Adoriamo il nostro Dio. Prima che io possa pensare
Nulla è nascosto ai tuoi occhi, la notte per te come il giorno si fa, la tua conoscenza è senza limite, non posso vivere lontano dai tuoi sguardi, dove potrei nascondermi, ovunque cammino tu ci sei già, e nel segreto dei miei pensieri la tua parola diventa la mia volontà. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa molto bene. Nulla è nascosto ai tuoi occhi, la notte per te come il giorno si fa, la tua conoscenza è senza limite, non posso vivere lontano dai tuoi sguardi, dove potrei nascondermi, ovunque cammino tu ci sei già, e nel segreto dei miei pensieri la tua parola diventa la mia volontà. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa molto bene. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa molto bene. L'anima mia lo sa molto bene. La parola. E hoje eu voglio camminare no senso di tu ti senti un fango o tu ti senti un capolavoro di Dio?
Tu ti senti una persona che veramente è preziosa, una persona senza valore? E allo stesso tempo vogliamo camminare questa mattina nel senso, ogni persona che tu trovi, tu vedi i fanghi di quella persona o tu vedi quella persona un capolavoro? Leggiamo Matteo 23, 23 a 24. Matteo capítulo 23, 2 versetti. Versetti 23 e 24, numero 23 e numero 24. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guidi ciechi che filtrate il moscerino, inghiottiti il camelo. Nosso Padre, parlare e ascoltare il tuo messaggio è una sfida perché è la tua parola che si rivela e che il nostro cuore e la nostra mente possano essere aperti a te, allo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Quando eu leggo nella Bibbia o rapporto che Gesù aveva com i farisei, com i religiosi, tante volte eu penso, será que Gesù não exagerava? Será que Gesù não era troppo duro com aquele grupo de religiosi? Perché tante volte noi ci sentiamo molto più vicini ai farisei. E tu mi dirai, pastore, calma, não è proprio così. Perché quelli religiosi in quel periodo, loro mantenevano la parola di Dio, erano osservatori della parola, loro consegnavano la decima, che periodo stupendo consegnare la decima dessa com bonifico bancário, stupendo. Loro avevano una grande disciplina, loro inviavano o facevano l'opera missionária, era un missionário, giravano per la terra per cercare della gente per convertire. Loro si sentivano anche superiori agli altri pela conoscenza che avevano della parola. Loro non si mescolavano con i diversi, con i peccatori. Loro disapprovavano fortemente i peccatori. Un líder spirituale in mezzo ai peccatori, un bar, un ambiente che era un po' dubbioso, loro disapprovavano. Loro cercavano di stare più vicino a quello che erano simili a loro, ossia era questo gruppo di religiosi che Gesù combatteva. E quando eu comincio a leggere queste caratteristiche dei farisei, dei religiosi, eu comincio a pensare, ma noi anche siamo molto simili. Facciamo la opera missionária, facciamo la decima, e leggiamo la parola, studiamo la parola, manteniamo la parola, cerchiamo di stare più vicino a quelli che sono più santi, più perfetti. Noi cominciamo a giudicare quelli che sono diversi da noi mettiamo da parte qualcuno e così tante volte noi siamo così vicino a loro. E Gesù era molto duro con loro. Eu comincio a pensare, será que Gesù non esagerava tanto? Perché Gesù bastonava tanto questo gruppo? Interessante che qualcosa in loro non andava come Gesù desiderava, perché Gesù non voleva che loro fossero delle gente che non amasse o non manifestasse della misericordia. Loro amavano la Scrittura, ma non vivevano la Scrittura. Noi possiamo cadere nella stessa trappola, conoscenza profonda della Bibbia, saper insegnare benissimo la parola, ma il nostro modo di vivere non riflette Cristo. Nós cerchiamo di riflettere tante cose dei princípio bíblico, ma noi non stiamo riflettendo la persona di Cristo. Altrimenti noi siamo un religioso di cuore e internamente, ma un cristiano di belle parole, ma non di atteggiamenti. E era questo che Gesù stava combattendo. Tante volte o nosso modelo di vida è avere questo modello di una religione e non un modello di una vita trasformata. Perché Gesù voleva una vita trasformata per trasformare gli altri in un modello di una religione. Per avere una vita trasformata produce in noi una morte nella nostra vita, perché io devo cambiare dei valori fortissimi nella mia vita, nella mia storia. Perciò che tante volte abbiamo difficoltà di vivere una vita trasformata. Per capire questo, noi dobbiamo vedere o senso e o deterioramento che o peccato produce nella persona.
E tante volte nós parliamo di peccato, ma noi non riusciamo a vedere il deterioramento che il peccato produce, che danneggia e rovina la nostra storia. Io devo vedere nella gente che il peccato distrugge la persona, ma quella persona continua a essere speciale. Io non posso essere un religioso che guardo soltanto il peccato, ma non guardo le conseguenze del peccato. Eu não posso essere um religioso de cercare di vedere soltanto quello che i miei occhi vedono e non andare profundo de quello che la vita soffre. Eu posso paragonare la nostra vita a un capolavoro, una preziosa opera d'arte. Qual è l'opera d'arte che ti viene in mente in questo momento? Davide, Michelangelo, Gioconda, Da Vinci? Pensiamo nella Gioconda. Aquele belíssimo quadro, aquele belíssimo capolavoro, estupendo, um valor que não se pode imaginar o quanto vale. Tu puoi immaginare se la Gioconda fosse trovata in un buco piena di fango, in mezzo al fango, trovata in una fossa quasi tutta rovinata. Che cosa tu faresti? Che cosa faresti tu? Tu prendeva quello capolavoro? Tu cominciava a pulire o tu lasciava di là? Questo capolavoro sarà sempre un capolavoro. Quella bellissima opera sarà sempre una bellissima opera. O valore di quella opera non si perde perché c'è un fango. Se tu trovi una banconota di 500 euro e è immersa al fango, tu lascia quella banconota di 500 euro perché c'è fango o tu porti quella banconota di 500 euro a casa, pulisci nell'altro giorno 500 euro? Che cosa faresti tu? Dio ci ha fatto in modo stupendo e noi siamo un capolavoro di Dio. Non solo io, non solo te, tutte le persone sono così. Efesini 2, capítulo 2, Efesini capítulo 2, versetto 4 a 7, dice così: ma Dio che è ricco in misericórdia, per il grande amore in cui ci ha amati, versetto 5, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e è per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Ele ha avuta per noi in Cristo. Noi eravamo morti spiritualmente, noi eravamo nel fango, noi eravamo abbandonati in quella fossa, noi eravamo persi, pieno di fanghi del peccato. Il fango del peccato nella nostra vita fu tolto per Cristo Gesù con un sangue prezioso e puro. Perciò quando vediamo una persona immersa nel peccato, nel dolore, nella sofferenza, che cosa facciamo? Che cosa facciamo quando vediamo una persona nel peccato, nel fango? Che cosa facciamo? E era questo che Gesù stava combattendo com i religiosi, com i farisei. Era questo il combattimento con Gesù. O grande combattimento di Gesù com i religiosi e i farisei era questo, perché loro lasciavano, trascuravano di vedere la gente come preziosa agli occhi di Dio, trascurate la misericordia, la mancanza di misericordia. Noi non dobbiamo essere un religioso, ma un cristiano, seguace di Cristo con la grazia di Dio. Tante volte noi vogliamo fare una riparazione alla gente, riparare come se fosse una officina meccanica, andare di là, riparare e dopo tu puoi entrare in chiesa. E dopo sì, tu puoi vivere con una esperienza vicino a me, ma devi passare per una riparazione mia e non vivere la grazia e la misericordia di Dio che io devo manifestare. Quando eu comincio a vedere Gesù, quando affrontava i religiosi, Gesù di solito stava sempre con una persona che la società abbandonava, soprattutto la religione. Ricordiamo di Zaccheu. Zaccheu, una persona, era un traditore del popolo. Zaccheu era un ladro. Zaccheu era come se fosse i nostri politici di oggi, prendeva soldi che non era suo. Lui viveva una situazione
disprezzata della società. Questo era Zaccheu. Nessuno voleva stare vicino a lui, soltanto quelli che pensavano come lui, oppure volevano o benessere, qualcosa di Zaccheu. Gesù lo guarda e agisce in modo diverso. Vediamo questa storia di Zaccheu? O comportamento di Gesù, Luca 19, no versetto 5 e no versetto 10. Luca 19, 5 e 10. Quando Gesù giunse a quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheu, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. 19, scusa. Perché o Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù sapeva que Zaccheu era um ladro? Sapeva. Jesus sapeva que Zaccheu era uma pessoa que não era affidabile? Sapeva. Jesus sapeva que lui era antiético? Sapeva. Jesus sapeva que Zaccheu era uma pessoa problemática agli occhi della società? Jesus sapeva que lui era in un fango agli occhi della società, ma soprattutto dei religiosi. La società e i religiosi guardavano Zaccheu, ma vedevano soltanto il fango. Ma Gesù penetrava gli occhi dopo quel fango per vedere in Zaccheu un capolavoro di Dio. Gesù ci insegna che io non devo vedere il fango della gente, ma vedere in ogni persona un capolavoro come una opera di Dio. Gesù non offre correzione, Gesù offre un rapporto con Zaccheu. Gesù offre un contatto, una intimità con Zaccheu. Gesù non sta offrendo a Zaccheu correzioni, tu devi cambiare, tu devi fare. Gesù offre intimità e adesso viene la trasformazione. Qual è il comportamento di Zaccheu? Versetto 19, versetti 6 e 8. Ele se affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Ma Zaccheu si fece avanti e disse ao Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, lhe rendo il quadruplo. Gesù offre intimità, amicizia e rapporto. Non offre correzioni. Zaccheu conosce e scopre la preziosità degli sguardo di Gesù e lui è trasformato per questo. Perciò questo capolavoro di Dio che era Zaccheu, Gesù stava lavorando e trasformando. Qual era o comportamento dei farisei in questa storia? Veduto dei religiosi, veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Io sono più simile a Cristo o io sono più simile a un religioso? Gesù si offre a andare a mangiare, a dormire, a riposare a casa di un peccatore. Gesù non vede il fango che c'è in quella vita. Gesù dice: io guardo il capolavoro che Dio ha fatto. E Zaccheu è prezioso perché io vedo oltre il fango. La storia di Matteo è simile. Matteo 9, di 9 a 13. Matteo 9, 9 a 13. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che si sedeva al banco delle imposte e gli disse: Segui-mi. Ed ele, alzato-se, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché o vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendolo dito questo, uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno di un medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Storia simile. Comportamento di Gesù, invita a andare a casa sua. Sembra che Gesù ha portato Matteo a casa sua. Permette che i peccatori siano a casa sua, mangiando, bevendo, intimità con i peccatori e con il fango. Questo era Gesù. Perciò che Gesù era duro con i religiosi perché non usava di misericordia, di grazia. Gesù afferma che
che tutti è venuto a togliere il fango, pulire ogni capolavoro. Gesù è venuto per vedere il capolavoro che Dio ha fatto in ogni persona. Ogni persona che Dio ti ha dato davanti è un capolavoro di Dio. Comportamento dei religiosi. Un maestro avendo intimità com i peccatori. Da che parte io sono? Da che parte io sono? In questo periodo sto leggendo un libro molto bello e parla di tanta gente che sono stati trasformati per una comunità dove abbracciava quei peccatori che la società aveva abbandonato. Le persone che hanno sentito la grazia e la misericordia di Dio dentro di una comunità dove si manifesta la grazia e la misericordia. E sono trasformati. Perciò questo Gesù che mangia a casa di un religioso. In Luca 7, Gesù mangiando a casa di un religioso. Entra una donna peccatrice, porta óleo, lava i piedi di Gesù, lacrime, asciuga com i capelli, baciava i piedi di Gesù. Gesù permette, è un'altra storia. Gesù fa questo. Gesù permette questo. E quello religioso non dà acqua a Gesù, non bacia Gesù. E Gesù insegna quanto è bello un capolavoro pulito dopo il fango. Quando la nostra comunità diventerà una comunità dove la misericordia e la grazia esiste, senza giudicare a nessuno, a nessuno, a nessuno. Noi non possiamo guardare il fango della gente. Noi dobbiamo guardare ogni persona come un capolavoro. Per ogni persona Gesù ha fatto un'attenzione di grazia. Anche ai farisei, Nicodemo, anche ai religiosi, Gesù prendeva cura perché lui manifestava grazia e misericordia. Ma quella gente che non manifestava Gesù era duro. Perciò vedere ogni persona come un capolavoro è togliere il fango del peccato, della ignoranza, della miseria, della sofferenza, del trauma, della paura, della superbia, della colpa. Perché lo sguardo di Gesù non era verso quello che lui vedeva davanti, ma quello che è stato fatto e che aveva oltre il fango. Lo sguardo di Gesù non era quello che lui vedeva. Quella donna che lavava i piedi di Gesù, lo sguardo di Gesù è vedere che quella donna era nell'ignoranza. Quella donna c'era tanto fango, ma Gesù guardava come un capolavoro di Dio, una opera d'arte di Dio, meravigliosa, stupenda, che c'era fango che doveva essere pulita e trasformata. Era questo lo sguardo di Gesù. Noi vediamo prepotenza, bugia, engano, peccato più pesante e giudichiamo. Noi vediamo o fango, e cominciamo a parlare del fango della gente, del fango della gente. Quanto mi fa male quando stiamo parlando del fango della gente. Quanto mi fa bene quando parliamo delle virtù della gente. Quanto piace tante volte a noi parlare del fango di una e dell'altra persona. Quanto fa bene quando noi cominciamo a parlare di un capolavoro di ogni persona che ci troviamo davanti. Perciò che lui gridava, Gesù gridava, misericórdia! E le nostre comunità cresceranno quando manifesteranno misericórdia. Interessante. Que em nenhum momento Jesus ignora o pecado della gente. Jesus não ignora que Zaqueu era um pecador, Mateus, la dona, questa donna, i farisei, Caio, tu. Jesus não ignora, sa dei nostri peccati, lui sa tutto. Jesus sapeva che tutti loro, tutti noi abbiamo un debito molto alto, un debito impossibile da pagare. Ma lui stesso porta questo debito sulla croce e perdona. Gesù prende o nostro fango e porta sulla croce e ci perdona. Lui stesso prende o fango e ci purifica e noi possiamo sentire il capolavoro che siamo stati fatti da Dio. Se noi siamo così, perché eu não posso vedere nella gente anche questa possibilità? Gesù non cade in questa trappola del fango.
Gesù continua a vedere la gente come un capolavoro. Nel profundo del nostro cuore, gli altri hanno un debito molto più alto, perciò che noi giudichiamo, invece di usare misericórdia. Nel profundo do meu cuore, eu guardo gli altri peggio di me. Eu guardo gli altri diversi di me. Que mérito é essere sparlati da me? E Dio sta dicendo, Caio, non giudicare. Il fango dell'altro è diverso del tuo. Misericórdia. E que questa persona sia pulita pelo sangue di Gesù. Abbia misericórdia, abbraccia, sente questa persona. Nel profundo do nostro cuore, quella donna non poteva entrare nella nostra casa. Devo vedere le persone com qualcosa che è stata distrutta dal peccato. Eu devo vedere ogni persona che c'è il peccato che distrugge. Il fango nel capolavoro. O peccato non è la tua identità, non è la mia identità, non è l'identità di nessuno. Non fa parte della nostra vita. Noi non siamo stati creati all'immagine e somiglianza di Dio per vivere nel peccato. È il fango. E nessuno riesce a uscire di questa fossa, di questo fango. Dio usa le nostre vite per togliere ogni persona del fango, della fossa, e per essere purificata e transformata per Cristo. O fango non fa parte di me, neanche di quello che Dio creò, come un capolavoro. La colpa dice nell'anima mia, io non so niente. La colpa dice a me che io non ce l'ho nessun valore. A colpa dice a me che io sono un zero o un negativo. La colpa dice a me che io sono incapace, io sono brutto, io sono un senza valore con tanti preconcetti. La colpa dice a me che anche gli altri sono brutti, sono incapaci, io ho preconcetto con gli altri. La colpa dice questo. Ma Cristo pulisce la colpa, purifica la mia vita. Cristo mi guarda e mi vede la mia vera identità, questo capolavoro. Cristo non vede il fango che esiste in me. Non importa dove tu sei stato, non importa quello che tu hai fatto, non importa quello che tu hai vissuto. Questo fango della tua storia, Cristo è pronto a pulire e a trasformare. Che tu possa sentirti come un capolavoro, una opera stupenda di Dio, molto più preziosa della Gioconda, molto più preziosa di qualsiasi opera d'arte. Tu sei molto prezioso. La colpa ti insegna l'altra cosa, ma Cristo Gesù ti purifica. Perciò è importante vedere le persone con questo sentimento di misericordia. Dio ha fatto questo con me. O modo come tu decidi di avere un rapporto con la gente, soprattutto piena di fango, è molto più importante delle tue parole e delle tue azioni. Il modo come tu decidi di camminare con i peccatori è molto più importante delle tue parole e delle tue azioni. Il modo come tu decidi di stare in mezzo alla gente è molto più importante. Decida di manifestare la misericordia e la grazia di Dio. La tua decisione di trasformare e lavare il fango è quello che Cristo desidera di te. Cristo vuole misericordia. Perché tu sei capolavoro. Tu sei prezioso. Tu sei immagine e somiglianza di Dio. Comincia a guardare la gente come capolavoro, come immagine e somiglianza di Dio. Anche quello peccatore che per te non merita niente. Perché neanche tu meriti niente, neanche io. Anche quello deve essere tolto il fango. Finiamo. Matteo 9,13. Ora andate e imparate che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio. Andate. Possiamo finire questo culto. E andiamo per strada. Andiamo per le strade, andiamo a qualsiasi posto. Andate e impariamo che Cristo Gesù vuole da te, che tu usi di misericordia. Usi di misericordia e di grazia. Neanche sacrificio, ma di misericordia. Amém?
che possiamo vedere la gente come un capo lavoro di Dio, come una grande opera di Dio. Preghiamo. Nostro Padre, grazie perché tu ci hai fatto in modo stupendo e meraviglioso. Siamo stati fatti, oh Padre, in modo stupendo e meraviglioso. Grazie e misericordia. Grazie e misericordia che tu ci hai donato, che tutti noi possiamo donare agli altri. Grazie e misericordia a quella gente che vive nel fango, che possano essere trasformati e purificati. Nel nome di Gesù, guida-ci e benedici il tuo popolo, la tua chiesa. Amém, Senhor. Amém? Se tu sei a casa, prende um specchietto e guarda e dici, tu sei um capolavoro di Dio. E se tu sei vicino a qualcuno, dica, tu sei um capolavoro di Dio. E que a misericórdia sia a minha caratteristica. Amém, chiesa? Amém. Que Dio te benedica. E vogliamo finire questo culto ricordando sempre della nostra responsabilità economica. Continuiamo a pagare gli affitti, continuiamo a pagare le spese che noi abbiamo. Ci sono sempre le bollette, nonostante che noi stiamo usando, ma dobbiamo coprire le bollette. C'è l'opera missionaria. Come sta in questo tuo periodo? 3 mesi. Come sono le tue offerte? Manteniamo questo, manteniamo. È la nostra responsabilità. Ci sono qua tutti i nostri coordinate bancarie. Che tu possa fare questo bonifico è la responsabilità all'opera di Dio in modo che la gente possa uscire dal fango. Perché tanti missionari sono oggi fuori a predicare ancora. E la nostra responsabilità deve essere mantenuta al nostro Signore. Perciò che Gesù ha detto, non trascurate la decima, ma fate la misericordia. Che facciamo questo e che possiamo finire questo culto in consacrazione al nostro Signore. Buona domenica. Dio ti benedica. Un grande abbraccio. Ciao.